Si è svolta ieri sera presso i locali della delegazione provinciale della Federazione Italiana Lega Calcio presieduta da Stefano Valenti nella sua qualità di presidente provinciale la prima riunione dei vertici delle squadre di calcio del settore giovanile scolastico e di terza categoria per discutere le nuove regole che da quest'anno sono state inserite per lo svolgimento delle partite anche in vista dell'inizio della nuova stagione agonistica. Ma sì, c'è stata la partecipazione delle società a questo appuntamento. Nella serata di oggi è previsto anche l'incontro con le società di calcio a 5 maschile e femminile. Si avvia una nuova stagione agonistica, Presidente. Sì, oggi ufficialmente abbiamo fatto queste due riunioni per incentivare le società a partire con le iscrizioni, a partire con i tornei e soprattutto ad organizzarsi per affrontare un altro campionato abbastanza competitivo e bello che speriamo di organizzare nel miglior modo possibile. È chiaro che in questa occasione ci ha fatto molto piacere la presenza di tante società e soprattutto la partecipazione è molto attenta e molto produttiva. Una stagione che si prevede entusiasmante con qualche nuova regola, se ce la può illustrare. Sì, diciamo che la riunione mirava anche a mettere in evidenza alle società qualche nuova regola che è stata apportata, tipo per esempio che adesso nei campionati allievi che si chiameranno campionati Under 17 sarà d'obbligo avere il tecnico qualificato. Ed è per questo motivo che noi appunto ci stiamo adoperando per fare un corso dell'allenatore UEFA C ad Agrigento che ci è stato approvato da Coverciano con la domanda di scadenza del giorno 14 settembre e con inizio il giorno 24 settembre. Quindi ne approfitto anche per invitare tutti coloro che vogliono cercare di superare e avere un titolo abilitante per poter allenare i ragazzi, dai piccoli amici agli allievi con questo titolo per poi eventualmente proporre un altro per andare ad allenare fino all'eccellenza. E altre novità che sono pure il maggior numero di giocatori in panchina, che sono adesso 9 invece dei 7 che c'erano nel settore giovanile, e di conseguenza fra le novità importanti è l'anticipo dei campionati, l'inizio dei campionati specialmente per il settore giovanile e l'attività di base, ma anche per il campionato di terza categoria che quest'anno dovrebbe partire a ottobre, la terza domenica d'ottobre, e soprattutto con un'altra innovazione grazie anche alla disponibilità del Presidente Lopesti che ci permette di poter inserire nel campionato di terza categoria non solo i playoff per dare la possibilità alla seconda di salire e vincere il campionato, ma di introdurre una coppa fra i partecipanti che arrivano dal stesso posto al nono, in maniera tale da rendere il campionato ancora più vincente e più bello dal punto di vista anche della partecipazione.